Allora si lasciano portare, sì. Uscire, stanno rientrando un po' tutti, rimettiti il microfono. Allora, ci eravamo salutati con l'intervento di Riccardo Roman, che lo ricordiamo è presidente nazionale commissione istruzione dell'ANCI, corretto? Sì, esatto. Qua poi sono senza occhiali, no, gli occhiali, ma insomma. Ecco. Allora, il tuo intervento ha suscitato la reazione. Allora, voleva rispondere Riccardo Russo, sì, giusto? Certo, eccolo sì. qua, voleva un attimo fare una precisazione a te. Sì, certo, io condivido abbastanza, anzi molto, quello che ha appena detto Riccardo Roman, se non sbaglio il nome. Giusto. E niente, secondo me dobbiamo andare a recuperare, soprattutto in questo momento politico, dobbiamo andare a recuperare il gap che c'è tra politica e cittadino. Purtroppo il cittadino si trova molto distaccato dal mondo politico e soprattutto proprio dalla politica, nel senso che la politica non è più vicina al cittadino come lo era diciamo negli anni subito dopo il fascismo, che comunque i grandi partiti di massa hanno aiutato alla democratizzazione del paese, perché comunque erano presenti nel territorio, erano molto radicati e molto forti. Creavano capitale sociale, creavano associazionismo e purtroppo tutto questo non c'è più. I partiti moderni, secondo me, personalmente, questa è una cosa che ci voglio credere soprattutto, c'è bisogno che veramente stiano insieme al cittadino, vicino al cittadino, a contatto col cittadino. Non possono come possono farlo? Come possono farlo? Allora, io personalmente, certo, non metto in dubbio gli impegni che comunque ha un onorevole, un deputato, un senatore della Repubblica, però io credo che comunque che sia deputato, che sia senatore, adesso parliamo comunque di livelli a livello nazionale, perché comunque, come diceva prima il nostro amico Riccardo, gli amministratori locali sono molto più a contatto col cittadino, però secondo me il cittadino ha bisogno anche di colui che è a Roma, del deputato, del senatore, che se lo senta vicino, e secondo me un deputato, un senatore comunque certo sarà pieno di impegni, però deve trovare il tempo per essere sul territorio. Certo, sul territorio deve trovare. Scusa Riccardo, solo questo ti voglio dire. Il deputato o il senatore viene nel collegio se deve prendere i voti dal collegio, ma se lui viene scelto dal suo capo non verrà mai. Ma certo, e lì è finita. Certo, quando hanno fatto questa legge elettorale hanno ammazzato definitivamente la politica. Io la condivido questa cosa, la condivido in pieno perché, ripeto, se sei vicino al cittadino, il cittadino comunque, tu devi essere in grado di dare risposte al cittadino, non puoi essere muto. Infatti se noi andiamo ad analizzare la fase discendente della democrazia cristiana, perché c'è stata questa fase discendente della democrazia cristiana? C'è stata questa fase discendente soprattutto qui in Veneto perché non ha più saputo dare vere risposte, soprattutto al mondo imprenditoriale. Difatti se andiamo ad analizzare nei distretti industriali, i distretti industriali sono passati negli anni '80 da subcultura bianca a comunque distretti che andavano a votare Lega, perché la Lega era una cosa nuova, ma comunque gli imprenditori credevano che la Lega con le sue idee poteva dare delle risposte. Riccardo, ti fermo un attimo, perché c'era anche Marco Zabai, mi pare che voleva intervenire, e Marco Zabai è rappresentante dell'UDO, l'Unione degli Universitari. Sì, non interverrò su un tema specificatamente legato alle questioni universitarie, però mi perdonerete se non parlo di democrazia cristiana, che però sto un po' andando, dato che ritengo che anche forse... perché non è che dobbiamo appunto, la storia, ma penso no? che stiamo sento tutti la citano, per carità, penso che sia è un pezzo un po' di storia più importante. sì, sono sicuro, però appunto è storia, cioè siccome stiamo parlando adesso in questo momento... La storia sei tu, la storia sei tu, non è io intendo che il fatto che penso che persone che ci stiano ascoltando, con tutto, non penso che il tema centrale del perché i giovani hanno delle difficoltà o comunque c'è un rapporto di un certo tipo tra giovani e politica, lo si risolva affrontando le questioni, parlando anche con molta in modo molto corretto, per carità, in termini di politologie in questo momento. Penso che ci siano dei concetti fondamentali che vanno molto esplicati, che sono stati alcuni già portati, che è quello
dell'ascolto diretto. Cioè, io parlo per il mio contesto. Cioè, se si pensa che la politica intanto, come dire, viva e si sia esplicata soltanto in modelli negativi, uno si fa un'offesa alla realtà per il semplice fatto che ci sono molte realtà che sono sopravvissute. Quello che c'è, il vero deficit in questo senso è la rappresentanza, è la rappresentatività di delle istanze giuste. Perché se noi ci troviamo nel contesto in cui si vengono presi dei provvedimenti, in cui non si ascoltano le voci di chi poi sono quelli su cui ricade, faccio l'esempio sulle politiche sull'istruzione di questi anni, eccetera, su cui eventualmente dopo parleremo. No, appunto, ma certo. non c'è stato un minimo ascolto. Di cosa stiamo parlando? Cioè, possiamo parlare finché vogliamo dell'uccidere il padre, eccetera, ma è una cosa a monte, secondo me. Noi adesso abbiamo una situazione per cui molti giovani che sono in politica dentro, eccetera, continuano a viverla e a vederla come un grosso animale da cui trarre eventualmente nutrimento o comunque valore sociale, soldi e quant'altro. Allora, è pieno di queste persone qui purtroppo. Certo che è pieno. È pieno. Quindi, attenzione, il problema, come si diceva, sta a monte. Sta ad andare a vedere le pratiche buone che ci sono, che derivano. Io odio il termine società civile, ma penso che ritengo che sia poco come dire, che tende a categorizzare qualcosa di positivo che in realtà è politica come l'altra. Cerca di stringere un po'. L'idea è per cui non cadiamo troppo nella politologia, parliamo del fatto che servano risposte a esigenze concrete. Se io non ho gli idonei beneficiari delle borse di studio, non è perché appunto la democrazia cristiana eccetera eccetera eccetera, è perché c'è una volontà politica di non rispondere su quella cosa lì. E a quel punto, se questo si protrae per anni e anni e anni, a un certo punto le persone ritengono che non sia neanche più utile occuparsi di questa cosa. Ti fermo Marco, c'era Francesco La Russa, vero sì. che volevi intervenire? Sì, allora, io vorrei fare un discorso forse un po' meno politico, un po' più pratico, diciamo così. Mi riallaccio a quello che è stato detto prima dal senatore e soprattutto dall'ex sindaco, scusatemi i nomi, non me li ricordo, che quasi era una critica ai giovani, mi è sembrato di cogliere questo aspetto. Sicuramente c'è da criticare verso i giovani di oggi, però limitatamente al fatto che noi giovani siamo nati in una situazione sicuramente più favorevole a quella che loro hanno vissuto in gioventù, siamo cresciuti in un certo modo, ma molti miei coetanei oggi lottano fino in fondo per riuscire ad avere un posto di lavoro, un'attività, un certo tipo di reddito, ecco, chiamiamolo così, e anche per collaborare e cooperare all'interno della società. Ma quello che si vede continuamente è che sostanzialmente le varie generazioni che ci hanno preceduto ci hanno praticamente interrotto questa strada, ci hanno proprio bloccato perché le risorse adesso sono meno, perché per vari motivi comunque c'è una crisi, tutto quello che si vuole, però loro tendono a mantenere, noi non possiamo appunto entrare in questo meccanismo. L'unica via sarebbe quella dello scontro violento, come citavano prima, ma noi vogliamo evitarlo. Almeno io sento che quantomeno, almeno fino adesso, i miei coetanei vorrebbero evitare quella via. Sì, però la si voce vorrebbe si può alzare, cooperare, però, no? sì, Si può ma alzare, chiediamo una si può cooperazione far sentire. a chi ce la può dare, insomma, perché non cooperare? Cioè ci chiedono lo scontro ma non vogliono cooperare, è una cosa che non ha senso dal mio punto di vista, insomma, per cui mi rivolgo allora a una controcritica, diciamo così, perché non darci un input in questo senso? Sono la tua controparte, c'è poco da collaborare, sono la tua controparte, tu devi fare il tuo ruolo, sono la tua controparte, è una lotta e la lotta la vinci non solo facendola, ma anche essendo indipendente, perché se uno va alla politica per risolvere i propri problemi economici non entrerà mai. Esatto. Vai alla politica se tu sei autonomo dalla stessa politica, allora non solo uccidi i padri, ma anche la politica, e allora sei libero e sei superiore. Invece ti negano i tuoi padri, ti negano anche il lavoro, cioè la tua indipendenza, cioè la tua capacità di lottare. È una lotta di generazione che si deve fare, come l'abbiamo fatta anche noi. È una lotta profonda, non è una cooptazione. Non c'è la cooptazione, non si va in carrozza e quando c'è è la peggiore che ci sia. Guarda la fine che ha fatto Berlusconi con i suoi amici che ha tirato su. La cooptazione poi si porta in casa gli assassini. Dalla storia si deve imparare.
si dovrebbe quantomeno evitare di ripetere ciò che è accaduto in passato, ciò che è accaduto di sbagliato ovviamente, no? Quindi perché oggi, dopo millenni di evoluzione, non riusciamo a cooperare fra 2 o 3 o 4 generazioni, cercare di costruire qualcosa di meglio che in passato non c'è stato, sperando di ottenerlo un domani, insomma. Qualcosa di nuovo che voi non avete visto, ma che non potete dire che non esista. Non l'avete visto solo perché non siete riusciti a raggiungerlo. Noi in questo senso vogliamo fare una nuova rivoluzione, almeno io mi sento in questa posizione, una nuova rivoluzione che non è più quella di 50 anni fa, di 100 anni fa, di 200 anni fa, è un qualcosa di moderno, aiutati anche dalle nuove possibilità che le tecnologie o quant'altro ci permettono di fare, insomma, tutto qua. Benissimo. Allora, andiamo avanti con i giorni, se no poi arriviamo alla fine della trasmissione che non riuscite a parlare tutti quanti o comunque a fare un vostro... Allora, la parola adesso io la passo a Roberto Bettuolo. Allora, anche per te un pochino quello che è stato il tuo percorso nell'avvicinarti alla politica, tu tra l'altro ti sei, tra virgolette, reso indipendente da questo punto, ma spiegaci come. Io parlo un po' della mia avventura e dopo anche se riesco a collegarla lavorativamente parlando per capire il legame del distacco tra la politica e la realtà. E la prima cosa che mi viene da dire è che noi ci siamo candidati a Padova come sindaco alle scorse elezioni amministrative tramite una lista civica indipendente, la lista L'Albero. Ed è nata questa idea dell'albero ancora alla fine dell'università, quando mi ricordo c'era questa bozza, questa idea di questo sviluppo della persona a 360 gradi con una lungimiranza, cioè come una visione di dove poter portare avanti le cose. Abbiamo iniziato a trovarci con amici a parlare a riguardo, ma il primo doveva essere, siccome si parlava di uccidere i padri, dei padri vicini dei figli. Teoricamente, mi raccomando. Però devo essere onesto, nella nostra avventura, la mia avventura anche personale, è stato grazie a volte a qualche padre che ti ha dato quella spinta in più, nel senso che quando anche noi siamo partiti con l'idea fondativa un po' di albero come considerazioni basi, il primo che ci ha detto ragazzi guarda che la vostra idea è contagiosa, andate avanti, è stato il professore mio di economia, che a suo tempo aveva già sui 60, 60, quasi 70 anni, mi fa guardate che dovete andare avanti, e allora da lì si va avanti. Arriviamo alle elezioni a Padova nel 2009 e avevamo una riproposizione di Flavio Zanonato per il centro-sinistra e il centrodestra che non riusciva ancora a valutare la sua figura fino all'ultimo mese, che dopo si è identificato con la figura di Marco Marin. E cominciamo a parlare tra di noi e diciamo ascolta, cioè, abbiamo di fronte una ripresentazione di Flavio Zanonato, con tutto il rispetto per carità, dall'altra parte c'è una confusione incredibile, è possibile che noi non possiamo osare a buttarci in una competizione elettorale? E così siete partiti? Siamo partiti, nessuno ci credeva perché tutti pensavano fossimo la costola di qualcuno, invece noi ce ne siamo altamente noi interessati di quello che pensava la gente e abbiamo osato candidarci e questo è stato il nostro primo tassello politico perché dopo da lì ci ha permesso di innanzitutto rielaborare il nostro lavoro, abbiamo poi comunicato tutto quello che avevamo fatto perché comunque siamo riusciti ad, come dire, ad avvicinare persone di varie tipologie, dallo studente al professionista al ricercatore, in questo progetto in cui la gente si ritrovava. Abbiamo mandato, siamo stati addirittura contattati dalla Camera, a suo tempo dalla Camera dei Deputati e siamo andati anche a Montecitorio, volevano complimentarsi per la nostra opera, finché siamo riusciti a fare l'ulteriore passaggio di candidarci anche alle ultime politiche, a Scelta Civica, perché siamo cresciuti e ora, siccome si parlava, oseremo presentarci per Padova con l'obiettivo di fare un buon, speriamo un ottimo risultato, nel senso che se abbiamo un'idea, ci crediamo e vediamo la situazione innovativa per il futuro, perché anche quello ogni rivoluzione la fai. L'idea qual è? L'albero, perché l'albero? Perché l'albero ha questa capacità anche di sviluppo culturale e antropologico di rivedere la persona a 360 gradi, è un rilancio economico, sociale, politico, culturale e anche spirituale, perché la persona a 360 gradi che sappia guardare oltre e mette in moto tutte le varie dinamiche, cioè la capacità anche, per esempio nel caso di Padova, la capacità di mettere in atto una città che sappia valorizzare tutte le anime, perché sono plurime, in una visione innovativa allargata anche a livello internazionale. E abbiamo iniziato a lavorare anche con altre associazioni, e ringrazio anche Domenico che in qualche maniera è stato una persona che ha cercato di agglomerare, di riunire, ma l'idea è di portare avanti veramente un progetto, però ogni rivoluzione va fatta se c'è un obiettivo su cui lavorare, se no si fa, si parla, eccetera. Una cosa mi aveva detto sempre il professore quando... C'è necessità.
farla. Però dopo il risultato qual è? Se non sai dove vuoi portare avanti il futuro, rischi anche di far peggio di prima, per cui il rischio è anche sapere la responsabilità di chi porta avanti una nave, chi porta avanti una situazione, è anche se io la porto avanti devo vedere dove posso portare la società, non guardando magari indietro oppure facendo tesoro del passato, ma guardando oltre. Una cosa mi aveva sempre detto il professore Bresolin quando siamo partiti è di mantenere in ogni situazione, per capacità di dare delle prospettive, di riuscire sempre a interpretare all'interno della realtà, attraverso il proprio lavoro, attraverso le proprie situazioni, e così è stato, nel senso che tutte le varie proposte, mettendo insieme varie figure, sono state anche, hanno trovato maggior significato e maggior forza proprio perché rientravano all'interno di un percorso personale di crescita lavorativa, perché io ho fatto da lavoratore a progetto allo stagista fino adesso ho aperto un'attività, per cui ho fatto tutte le varie fasi e ne ho capito anche fino in fondo le grandi difficoltà che in ogni ruolo si vanno a provare. Abbiamo fatto l'assemblea popolare sabato, che siamo andati con questa apertura, veramente una bacino che può veramente raccogliere Ma secondo te c'è bisogno di un altro partito in Italia? No, c'è bisogno di un'area su cui poter esprimersi. Questo è fondamentale, perché non c'era prima un'area su cui potersi esprimere, e il fatto che ci abbiano dato la possibilità di poterci esprimere venire fuori è un grande significato, secondo me, democratico e anche politico, ed è fondamentale. E la cosa che manca alla politica, che è fondamentale, è che si sappia chinare di fronte al cittadino, perché finché io ho la percezione che devo andare in un ufficio, io mi sento sempre quello che non è lo Stato che si abbassa a me, ma è sempre io che devo cercare e che mi sento sempre in difetto quasi, con tutta una burocrazia e una lungaggine. Si parlava prima delle banche, della difficoltà che le banche stanno strozzando. Dove vogliamo andare? Cioè lo Stato, se l'altro giorno un imprenditore mi faceva, sta prendendo il proprio portafoglio clienti. Cioè, lo Stato, le tasse, tutto quello lo trovi solo se c'è chi crea lavoro, chi crea il lavoro migliora se c'è chi lo va a creare, chi riesce a imprendere, ma tu devi creare le condizioni, e devi creare che sono delle condizioni buone poi anche perché ci lavora dentro. Ma, ecco, ma tu dalla politica di oggi sei deluso? Da quello che è lo scenario attuale di oggi? Io ho scommesso, cioè, anche ora, quando c'è stata la possibilità di mettere insieme varie figure che il Presidente Napolitano ha cercato di fare questa grande coalizione, io credevo che ci fosse veramente la responsabilità come ultima opportunità politica di riuscire a dare un significato per non andare alla deriva poi del Grillo e altro. Però attualmente non c'è stato ancora quel salto, secondo me, necessario per fare quel grande passaggio, perché il Paese si rimette in moto, perché ancora stiamo troppo boccheggiando tutti quanti col lavoro, con situazioni che non riesce ancora a riprendersi, e la sensazione è che l'esempio di chi ha responsabilità non venga fuori, come dire. Non puoi pretendere che tu, che porti avanti le cose, non fai tu il primo passo, e la gente secondo me ancora non lo percepisce, e finché non lo percepisce non c'è speranza. Ti fermo. Volevo parlare con Maria Grazia Lucchiari, perché ieri sera ho letto in Facebook, ha detto qua in TV è un verminaio, ha scritto, no? Era così, no? Mi pare, ieri sera guardando dopo i fatti... Cosa hai guardato, la Juventus? No, io... Ti piace il calcio? No. Allora io ti ho detto, ascolta, prova a venire domani sera da noi e vediamo se salta fuori qualcosa di nuovo. Credo che tutti, avendo visto la TV ieri sera dopo i fatti, la decadenza di Berlusconi, c'era una serie di dibattiti televisivi che c'era uno scannatoio tra destra e sinistra, voglio dire, in quel senso mi appariva un verminaio, insomma, tutta la discussione politica. Io direi che, per portarla sul discorso di questo tema di questa sera, io direi che la politica deve essere passione. Per me lo è sempre stata. Passione e anche sacrificio per arrivare a degli obiettivi. Credo che il sacrificio i giovani oggi siano poco portati a farlo, sacrifici in termini generali, anche per lavorare, per sperimentare, ma soprattutto devono avere la convinzione che si cambia, la possibilità di cambiare col proprio agire. Io mi impegno, mi occupo di politica, mi occupo della vita, la vita di tutti i giorni, la politica la fa la massaia, la fa il padre di famiglia, tutti facciamo politica, perché la politica è questo, il governo della propria vita, delle proprie cose, del privato e del pubblico. Ma se non ho la percezione che io posso contare e cambiare, se io sono giovane, vecchio, mezza età, se non ho la capacità di poter incidere sui passaggi della politica, se non conto, è ovvio che ho il distacco
distacco dal mondo della politica e oggi lo vediamo, il cittadino non conta nulla, non ha il proprio deputato cui eleggere perché è nominato, quando va a fare delle forme di partecipazione popolare, i referendum non contano perché nonostante il cittadino voti la maggioranza del 80-90% per il sì, per l'abrogazione di una legge, poi la classe politica la stravolge completamente, quindi c'è uno iato tra il cittadino e tra la classe politica e noi dobbiamo recuperare questo. I ragazzi devono avere più passione. Io direi che i ragazzi devono avere senz'altro più passione. Ce l'hanno i ragazzi oggi la passione? Hanno la voglia di fare sacrificio e lottare? C'è chi dice fate la rivoluzione. L'altra sera sentivo il presidente di Confindustria qua a Padova durante un convegno che hanno fatto ieri o l'altro ieri. Dovete fare la rivoluzione, fate la rivoluzione giovani, muovetevi. Cioè, voglio dire, sembra quasi un paradosso. Negli anni 70 io mi ricordo andavo in giro per le piazze, negli anni 70 c'era veramente la folla dei ragazzi che uscivano fuori, le Clark, le jeans e si andava tutti fuori a fare proprio le manifestazioni. Adesso evidentemente sono cambiati i tempi, è cambiato il modo di fare la politica, però sostanzialmente io dico che la politica ha creato una chiusura tra il mondo dei giovani, tra il mondo del cittadino, diciamo il mondo in generale del cittadino e questa classe politica ha creato una separazione, dobbiamo ricomporla, dobbiamo ritornare ai principi della democrazia, alla partecipazione, alla trasparenza della pubblica amministrazione, il poter interagire con la pubblica amministrazione. Cioè, bisogna abbattere questo sistema dei partiti che è fermo e incrostato. Ragazzi, c'è un po' di rassegnazione forse su questo tema? Cioè si dice in Italia, è capitato anche nei nostri studi, ma in Italia funziona così. Cosa dice? Però dico, se siamo qua questa sera, in qualche modo non trasformiamolo in uno sfogatoio perché altrimenti non usciamo un po' più ricchi di come siamo entrati. Io ero stupito, meravigliato dalla passione che ci metteva Settimo Gottardo prima ed ha ragione, no? Mi ricordo un volantino che abbiamo fatto quando parlavamo di precari qualche anno fa e avevamo scelto di non rivendicare più, ma in qualche modo di dire che il futuro era una conquista. Io credo che questo sia un po' lo spirito che deve animare chi fa politica. Lo dicevano prima, ci vuole passione, ci vuole sacrificio, guardate, ce la mettiamo tutta. Io dico che bisogna anche studiare un po' di più, no? Cioè, per dare delle risposte, ed è quello che i ragazzi si aspettano dalla nostra generazione, dalla generazione che ci ha preceduto. Forse bisogna studiare un po' di più, forse bisogna mettersi in gioco anche da questo punto di vista, forse alcune ricette che ci eravamo inventati in passato non vanno più bene, forse bisogna anche guardare il mondo con degli occhi diversi da quelli di 10 anni fa. Guardate, per quanto riguarda il lavoro, che credo sia uno dei problemi che riguarda di più questa generazione ed è uno dei motivi per cui la allontana spesso dalla politica, noi crediamo che non basti solo rivendicarlo. Intanto diciamo che forse ci vorrebbe un po' più di giustizia tra i lavoratori, forse bisognerebbe anche capire, andare ad ascoltare gli ultimi e i penultimi tra i lavoratori, tra chi crea lavoro che spesso è oppresso da una burocrazia, da una fiscalità che non gli permette nemmeno di assumere, nemmeno di garantire un posto di lavoro a dei ragazzi. Però credo che anche bisogna aiutare chi con tanta fatica un lavoro prova ad inventarselo. Il Veneto è bellissimo da questo punto di vista, c'è chi sta riuscendo a mettere insieme i saperi dell'antico artigianato con le nuove tecnologie. Io credo che la politica dovrebbe supportare questi ragazzi che fanno lavoro, che creano lavoro, che danno posti di lavoro. Io credo che sia di sinistra anche questo. Ma forse questo è un punto che è condiviso anche dagli altri. Forse oggi quello che manca è una vera contrapposizione degli ideali, perché ormai i temi sono un po' condivisi, un po' da tutti quanti, forse la strada per risolverli può essere diversa. Ma io non non mi sembra, nel senso apriamo anche una discussione su questo, se volete vi dico cosa ne penso io. Io credo che sia di sinistra dire che una coppia omosessuale abbia dei diritti e dei doveri uguali a una coppia eterosessuale, io credo sia di sinistra che un bambino, anche figlio di immigrati che nasce in Italia, sia italiano. Io credo che sia di sinistra dire che chi ha di più deve dare di più. Se volete entriamo nel merito delle questioni, perché gli ideali non sono passati, forse sono da rivedere, forse sono da modernizzare, leggendoli in chiave moderna, ma esistono in un paese in cui le disuguaglianze sono le stesse di 100 anni fa. Esistono e come degli ideali. Quale sarebbe l'ideale? Tutti uguali a tutti? No, io credo che... A quale ideale ti riferisci?
per quanto mi riguarda, io credo di essere in un partito, di voler trasformare il mio partito perché stia dalla parte di chi ha meno. Prima dicevo una cosa molto semplice. Ma questo non è un ideale. Beh, insomma, abbiamo passato 20 anni in cui dicevamo che il mercato avrebbe risolto i problemi di tutti, bastava starsene da una parte ed aspettare il proprio turno. Ci siamo ritrovati dopo 20 anni, Berlusconi o non Berlusconi, in un paese in cui le disuguaglianze sono come in Sud America. Allora il vostro ideale è che tutti siano uguali. No, ma che le disuguaglianze in questo paese siano minori. Questo lo dico senza ombra di dubbio. Il fatto che chi ha di più dia di più e chi ha di meno venga aiutato un po' di più, ce lo ripete Papa Francesco ogni domenica. Il sindaco di New York ha vinto le elezioni su questi temi. Ma è possibile che in questo paese non riusciamo a dirlo? Io non voglio abbassare, quando parliamo di merito, io sono d'accordissimo che chi è più bravo vada avanti. Studio da quando ho 6 anni, mi sono diplomato, laureato con il massimo dei voti perché credo che chi è più bravo vada avanti. Lavoro da quando ho 17 anni perché credo che chi è più bravo vada avanti. Dico anche un'altra cosa però, che se i punti di partenza non sono uguali, che se le opportunità non sono uguali per tutti, non si sta parlando di meritocrazia, si sta parlando di redditocrazia o peggio ancora di cognomecrazia, che è un'altra cosa. Sì, il problema vostro è che voi non credete nella persona, avete visto questo obiettivo, ma non credendo nella persona pensate che sia il pubblico che deve rendere tutti uguali. No, guardi, ne ho parlato di imprenditori. No, ma è bene che vengano fuori le differenze. Le ho parlato di imprenditori, nel senso io credo che i giovani imprenditori siano da supportare, ma siano da supportare creando degli incentivi. Appunto. Ma guardate che lo sto dicendo perché ci credo davvero. Vi porto la prossima volta un volantino in cui noi lo diciamo, le nostre iniziative lo dicono continuamente, diamo una mano a chi imprende, diamo una mano a chi con fatica crea lavoro. Diamoci una mano. Voi siete contro l'abbassamento delle tasse, per esempio. Allora vedi, cioè, un imprenditore, a me, per esempio, oggi ho incontrato una 22enne che ha fatto un'impresa con 3 suoi amici. Per quelli bisogna azzerare le tasse, non dare incentivi. Azzeriamo le tasse, c'è del patrimonio pubblico, ci sono delle caserme vuote, diamoglie per 10 anni gratis perché possano cominciare questo tipo. Quindi questa è l'idea di sussidiarietà che parte dalla centralità della persona ed è questa per esempio purtroppo che in Italia non ha ancora un partito o un'area politica che si innamori di questa idea della centralità della persona, che dà per prima risposta ai propri bisogni. Rispetto alla povertà, ad esempio, secondo me è inutile pensare come fa la sinistra che ci sia sempre più risorse pubbliche che non ce n'è più e questa mentalità ha creato solo sprechi pubblici prevalentemente, solo per dare un sussidio. Bisogna aiutare chi aiuta. Per esempio sabato 30 novembre c'è la colletta alimentare. Allora, in ogni parrocchia, in ogni famiglia c'è qualcuno che aiuta qualcun altro. Ecco, il pubblico, la politica deve essere in grado di accorgersi della solidarietà che esiste e supportarla, non in termini di erogazione di soldi, ma di togliere lacci, dare risorse, dare spazi. Io credo che questo grande spazio di partecipazione popolare in Italia sia tutto da costruire. Ecco, hai sentito Domenico? I ragazzi partecipano alla colletta alimentare, certo, lo fate anche voi, no? Mi pare? O no? Sì, io lo faccio grazie a Dio da più di 10 anni. Questo è un punto in comune, no? Ma non c'è il minimo dubbio, non ci sono, nel concreto non ci sono barriere. Un punto istantaneo solo perché proprio mi hanno fatto venire in mente un episodio che mi è capitato da pochi giorni e che ci fa capire quanto sia assurdo questo paese, quanto veramente alla fine andiamo veramente alla follia più totale. L'altra sera incontro un mio amico che partecipa con un'associazione di giovani del mio paese a iniziative per raccogliere fondi per la Città della Speranza. Era disperato perché hanno organizzato una serata che ha avuto un successo straordinario, sono stati massacrati dalla SIAE. Vuol dire, noi ci troviamo in questa situazione, loro hanno detto noi non facciamo più niente, noi non... Vuol dire, in un paese così, dove della gente per bene, che non rubano niente a nessuno, perché sono tutte persone specchiate, che si organizzano per fare non una, decine di iniziative, dopo 1 anno, 2 anni che lavorano e quindi di fronte al mondo si sa che sono delle persone per bene, che non vanno a rubare 1 euro. La SIAE si accanisca su di loro, li faccia impazzire per una serata che era un successo, mi sembra una follia.
vuol dire che siamo in un paese pazzo, dove tutti sono trattati come se fossero dei potenziali delinquenti, a partire dagli imprenditori. È lì che va in crisi il sistema. Nel momento in cui non puoi produrre reddito, perché comunque per dare delle garanzie assurde, ad esempio alle sacche di inefficienza del pubblico impiego, io lavoro nel pubblico impiego, quindi so di che cosa sto parlando. Nel pubblico impiego ci sono enormi sacche di inefficienza generate da una sindacalizzazione folle degli ultimi 40 anni, e qui sì la sinistra ha delle responsabilità gravissime, che costano a questo paese e continua ad averle. E lì non si può toccare niente, perché sono tutti diritti acquisiti, peggio delle pensioni, quelle delle super pensioni, e costano miliardi di euro ogni anno, queste inefficienze e queste follie. Vuol dire, è da qui che bisogna cambiarlo sto sistema. Ragazzi, fatela sì la rivoluzione, ma caspita, individuate dove sono i problemi di sto paese e fatela. Abbiamo Germano Zanini, vero? Tu sei un imprenditore? Sì, sono imprenditore e sono qua perché c'è una situazione molto particolare in Veneto. Il Veneto di oltre 400.000 partite IVA che in questo momento qua, diciamo, stanno passando un momento veramente particolare, e le imprese hanno bisogno anche loro delle risposte. L'imprenditore deve tornare a crederci, ma viviamo un momento assolutamente particolare. Poi parliamo però anche di risposte, perché bisogna anche proporre un qualcosa di concreto, di nuovo, per rompere quel passato, per cominciare un nuovo progetto di crescita e di sviluppo. Dicevamo, siamo alle prese adesso, abbiamo già perso una generazione, mancano alle pelle circa 3 milioni e mezzo di giovani, ma il problema è che oltre ad aver perso questa generazione dove nessuno più si sposa, nessuno più ha coraggio di farsi una casa, nessuno ha un progetto che vada nel breve periodo perché si vive di precarietà, è persa anche un'altra generazione. Quindi abbiamo di fatto perso anche i figli di questi giovani qua. Primo dato di fatto, stiamo perdendo anche di fatto, diciamo, anche la nostra capacità imprenditoriale, dimenticandoci che l'Italia, con i suoi 60 milioni di abitanti, non è altro che lo 0,83% dei 7 miliardi del mondo, dove l'Italia del design, del made in Italy, del prodotto, della manifattura, della qualità, dell'artigianato, di una storia industriale, del bel gusto, può portare fuori anche il nostro prodotto. Quindi cosa bisogna fare concretamente? Questo è il concetto. Per riprendere un percorso bisogna innanzitutto cominciare, diciamo, a recuperare questa fiducia di speranza. E ascoltavo il signor Sindaco prima, non c'è un concetto di classe giovani meno giovani, qua è un problema di chi vuole risolvere le cose e chi non vuole risolvere. Faccio un esempio pratico, mi piace anche questa definizione del Guareschi, che diceva qualche tempo fa, quello che ha scritto, diciamo, Don Camillo Peppone Don Camillo, diceva: guardate, siamo in un momento assolutamente particolare. Lui raccontava la metafora che il Po, diciamo, era appunto inondato. Cosa fa il buon contadino quando c'è un'alluvione? La prima cosa che deve fare è mettere al riparo la semente, ok? Quando poi l'alluvione passa e lui ha messo al riparo la propria semente, cosa succede? Che addirittura il terreno è ancora più fertile perché c'è il limo, e poi se si riesce a seminare, ok? Ecco che ci saranno ancora raccolti più importanti. Quindi il nostro obiettivo questa sera non è un problema di lotte tra padri e figli, bisogna essere veramente tra chi vuole cambiare e chi non vuole cambiare, perché se noi facciamo così, in questo momento qua, l'equivalente della metafora del contadino è tenere viva la speranza, questa voglia degli imprenditori di cominciare a intraprendere, perché ringraziando Dio abbiamo una grande tradizione, una grande storia, e abbiamo tutte le possibilità per riprendere un grande progetto popolare. Ok, allora io ho visto la regia che mi lampeggiava la pubblicità prima, allora direi che possiamo fare una breve pausa e dopo ritorniamo qui nello studio a parlare di gioventù politica, tra poco.